Noel Vincenzini è nata in 1927, seguita un corso di vita di una zia corsa di uso tempo, con una mamma bonifazinca che si è maritata assai giovane perché il suo babbo era gravemente malato e con un babbo che era gendarme. Una vita semplice e riempita d'amore, circondata da 8 fratelli e sorelle, in grande in Lettumaio, paese di un paese di Petros. 1941, Noël porta i custodi o campo in Montpellier. Qua la face i studi in un internato. I giorni da unisce a resistenza, distribuendo voli di propaganda e giornali vincolando office. È arrestata da Gestapo Nantes a denuncia. In aprile di 1944, all'età di 17 anni, con 3 amiche di anni originarie di Montpellier. La Gestapo ha trovato sopra di ella una foto in una marcia corsa di ella e di suoi amici fuggiti in mano, ciò che ha da peggiorare il suo caso. Ada è deportata in Alemania in un campo di concentrazione di Ravensbrück, dove lavorerà e camperà in condizioni disumane. E per quello Noel dichiara aver incontrato la solidarietà. Questa solidarietà tra prigionieri di tutte le nazionalità Ada si è fatta di piccole attenzioni. Come la notte di 24 dicembre, quando i polacchi hanno regalato una sorpresa interpretando canti tradizionali di Natale. Oczy stworzenia, jak gnębią nas. O un'altra volta, quando è più giovane, dava l'uso solo un pezzo di pane quotidiano ai più deboli. Wśród innych gwiazd. Ad altri rigordi venerano a marca a memoria di Noel Vincenzini, come sto giorno di 1944, dove un prigioniero lasciato in campo per una giornata di lavoro difficile. Hanno da scoprire un pianoforte intatto a mezzo al campo di Rubine. Un soldato tedesco ha da allora forzato un deportato antichitamente grande pianista in uso paese a insediarsi a piano per giocare un passo allora che mani di prigionieri sono pistigiate da ferite di un lavoro forzato. de cabo inclinado não tu a esta scorbeta, a deportada alzadorna e man in un'ultima protestazione. Di golpe è un miracolo, a musicante cede alla tradizione di un strumento. L'onda di una polonese di Chopin, Sibilla Gonella ha un più profondo di uso ultimo universo. Questo momento di grazia rompe tutto il confinamento e ci rivela aiuta l'irriducibile istinto di conservazione dell'anima umana che si trova in a bellezza dell'arte. In maggio di 1945 la guerra finisce, ma i prigionieri non la sappiano mica finora.
I tedeschi hanno per ordine di lasciare i campi con tutti i prigionieri verso un'andatura senza fine, che chiameremo più tardi l'andatura di morte. Durante questo giro, Noel si ritrova senza forza, non potendo più avanzare e domandando alle sue amiche di lasciare la mora. Ma un soldato italiano che incrocia un piccolo gruppo di prigionieri in perdizione si introduce in una villa. Noel si rammenta e allora, senza sapere perché, né come, mi ritrovo all'improvviso con un oggetto cascato dal cielo e al mano. Dodici pezzi di zucchero, o contenuto tamento dell'oggetto cascato in cuore di un amico sconosciuto e che lo fermerà per sempre ha fatto miracoli incredibili, ma vero. Una mezz'ora dopo ha bevuto a pozione magica, l'onde di donne che ne abbiano approfittato hanno scappato. Di ritorno in Francia, la guerra è vinta. Noel Vincenzini ritrova i suoi amici resistenti e aderisce al Partito Comunista, dove incontrerà il suo futuro marito, il famoso scrittore Jean-Pierre Chabrol, con il quale avrà 4 figli. Saranno amici con Aragon e Elsa, Brel, Brassens, Montand e Signoret e camperanno una vita felice e ben riempiuta. Dopo 23 anni di matrimonio, il coppio giornata e Noel ritorna a campo in Corsica. Passerà il suo tempo tra la scrittura e la realizzazione di documentari come Stonde, davanti a una splendida dalla piada alla montagna, e parteciperà così al reino culturale di riacquisto. Seguirà anche una lotta militante e associativa, come per esempio un impegno contro l'imbroglio elettorale massiccio di uso paese, poco la creazione di una radio libera in Corsica. Infine, nel 1985, ha creato un collettivo antiracista con 40 personalità corse, tra i quali Jean-François Bernardini di Mouvrin. Il collettivo si chiama Agua Basta e agisce per prevenire e lotta contro tutte le forme di discriminazione. Noel Vincenzini non ha mai rinunciato a una vita di impegno dedicata alla libertà. Ci dice frattempo di fare attenzione, noi e generazioni future, di sempre stare attenti perché il peggio può rivenire. Noi e generazioni future non ci ne scorderemo mai. Faremo tutto perché non si ripete. Tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of
Goodbye. Oh, somewhere over